Salute a tutti e benvenuti a nuova de Zaghida de Sardini Apposta. Abrimos incontro de politica. Sos consiglieri regionale Ernoso hanno azzurato e Gaiburusa giunta de Francisco Pigliaru che ha attene subito te vaghe meda soprattutto spodare triballo a sa gente. E che su triballo si è una cosa importante, non una vinza sospisca a Mossardoso che hanno mandato una lettera a Pigliaru che in sa triballo narrano non va di Gnesa. E come entriamo in contor de arte, su fotografo castellaio Ivan Pedretti ha vinto il primo premio in sa sezione Panorama di Giusoni World Photography Award, posa foto fatta su vario del capo spartivento in sa comune de Teulada. A su concorso, uno tra i più manos importanti che cadi sul mondo, hanno partecipato più di 70.000 persone. Pedretti ha tirato la foto in su mese di aprile desannugolato a ora de sabato de Manzano. Entriamo come incontro de economia. S'azienda che non resistono a tirare a dananti e tenere teppi d'ormedas possono dimandare a Zudu in castello a sordi sportello de legalità e contracchiedata in aria s'interessio. Sa sede est in Carrela Angioi 83 e si può dimandare un abboio su Martis e Sazzoia da Sarnoe a Sauna e a parte zero da Sastrese e Mesa a Saschimbe. Su servizio è stato pensato da sa Camera e su commercio de Castello e da sa prefettura. Sos chi tribaliani si sportello possono azzuare e dare consigli a chi è in difficoltà per evitare di si fare onne sa colbatta. E stando sempre in nova de economia, siguen i problemi po' a Banoa, sente chi si deve occupare di dare sabba. S'azienda è male posta a Saberu, tiene 80 milioni di euro di debito e sul giudice di Nugolo ha dimandato su fallimento. Sul giudice de Castello invece sono facendo un'indagine per comprendere come si è stato usato tutto i denari che la regione ha passato assente in sos anni scolados. Sa riunione sos sozios, su firmando questa regione, sa attende su 14 del mese di aprile e tanto si andata a iscrivere de prusu. Ad ogni modo tocca de guittare. Entriamo come incontro de cronaca. Si inarzano sa indagini spoire chi sono sos chi domenica colata in susarto Esaida hanno morto a Pietro Piras, 67 anni. Sommine è stato offerto con batto fusilata scando vidi intre sa macchina sua in sosterrino su edenia su bestiamene e ue andai a donziria da quando vidi in pensione. Pietro Piras non ha mai avuto problemi con la giustizia. Ad ogni modo, i carabinieri e i giudici sono facendo indagini erbidughi fifrate di Mario Fortunato Piras, che pare sia stato in mezzo del suo sequestro Melise e Sofiantini. A questo tempo Mario Fortunato Piras fu costretto in buon cammino e fu scontando una pena di 18 anni per il sequestro dell'imprenditore di Roma Giulio De Angelis. Va de aumentare pure che un frate di Pietro Piras è stato morto 60 anni fa. E serrammo a mentare due nuove dei sport, posso schiedere passione per la bozza e sul basket. Domenica su Castello ad giocare in Bologna, che è stato capitano Daniele Conti, che ha barrare il primo per 3 partite, visto che è stato giocato fuori a domenica contro Salazio e ha dato male a s'arbitro. E sempre in Emilia Romagna ad giocare a Dinamo Banco di Sardegna del basket, in domo di su Reggio Emilia. E per questa chita abbiamo finito, noi vediamo questa chita che entra.